Pietro Zanatta, ci troviamo nel sito storico dell'Osservatorio del Re. Qui alle nostre spalle c'è la colonna romana portata da Mussolini. Per quale motivo? Sì, questo monumento è esemplare del recupero delle vicende della Grande Guerra che fece il fascismo. Il fascismo, come è noto, si impossessò della Grande Guerra e su questa fondò la sua politica guerrafondaia, nazionalistica e quant'altro. Qui non c'era nessuna ragione reale per portare testimonianze dell'epoca romana, se non quella di ricollegare alla grandezza di Roma il fascismo stesso e trovarvi un collegamento con le vicende della Grande Guerra che era stata vinta anche grazie al Montello, al Piave, al Grappa e quant'altro, insomma. In che anno è stata portata qui la colonna? Qui è stata portata appunto nel 1932, quando il fascismo stava consolidandosi nella cultura italiana a piena forza, e cercava anche dei simboli da far passare nella gente, perché il fascismo non aveva una sua ideologia vera e propria, aveva però delle velleità imperialiste coloniali che avrebbe poi espresso nel 1935 e ancora dopo. Ecco, qui siamo all'Osservatorio del Re, da qui il Re osservava le campagne sottostanti. Quanti giorni è stato qui il Re? Vittorio Emanuele III fu qui nei giorni del 27, 28 e 29 ottobre del 1918. Assistette al passaggio dei soldati italiani del Piave. Per la verità questa operazione sarebbe dovuta accadere già il giorno 24 di ottobre, anniversario di Caporetto, ma il Piave era, si dice in pinna, ma tecnicamente era una morbida, cioè una portata superiore al normale, che comunque impediva il passaggio di truppe, di mezzi e quant'altro. Comunque il giorno 26 iniziò la preparazione delle operazioni, il giorno 27 i nostri pontieri col fiume in morbida e una pioggia a dirotto riuscirono a collocare due ponti qui davanti, qui sul Montello, un altro ponte fu collocato nella zona di Pederobba e dei reparti italiani poterono affluire in sinistra Piave. Poi però avvenne che il ponte di Barche fu travolto dal fiume e i nostri soldati si trovarono praticamente isolati e ben presto carenti di munizioni, di viveri e quant'altro per sostenere l'immediata controffensiva che fu portata dagli austriaci, soprattutto con le artiglierie. Il generale Caviglia, che comandava l'8ª armata, alla quale era stato affidato da Diaz il compito di sfondare questo fronte, sollecitò il passaggio del fiume nelle gravi di Papadopoli da parte delle nostre divisioni della 10ª armata e di due divisioni inglesi comandate da Lord Cavan e di una francese del generale Graziani. Queste passarono il fiume e in parte risalirono verso Moriago, Sernaglia, perché a Sernaglia si era svolta una battaglia veramente notevole. I nostri dovettero resistere con le unghie e con i denti per far fronte alla controffensiva austriaca. Venendo le nostre truppe da sud, tolsero d'impaccio chiaramente quelli che avevano passato il Piave qui a Pederobba, insomma. Con il giorno 30 l'esercito austriaco cominciò a sfaldarsi. Già i reparti ungheresi avevano dato luogo a degli episodi di insubordinazione. E a quel punto fu chiara la percezione che la guerra era persa e lo stesso esercito austriaco cominciò appunto a ritirarsi. Il giorno 30 di ottobre infatti le nostre truppe arrivarono verso le 3, mi pare, a Vittorio Veneto, quindi ormai la battaglia era conclusa. Poi seguirono certamente altri scontri, perché i nostri comandanti aspiravano ad andare avanti il più possibile per trattare in migliori condizioni l'armistizio e la resa austriaca. E dopo il giorno 4 novembre vi fu l'armistizio che pose fine alla Grande Guerra, insomma.